La parola al segretario generale regionale CISL, Gianfranco Reposco. Grazie Veneto, grazie Vicenza, è una bella piazza quella di questa sera, piena di lavoratrici e lavoratori venuti da tutte le parti del Veneto per chiedere salute e sicurezza sul lavoro. La scelta del sindacato confederale Veneto unitariamente di essere qui questa sera non è una scelta rituale e non siamo qua per fare retorica. Siamo qua per dimostrare la capacità di mobilitazione di CGIL e CISL pur in questa difficile fase pandemica. Siamo qua per ricordare a tutti che l'impegno per la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori è uno degli impegni principali del sindacato confederale, che viene messo in campo tutti i giorni in silenzio, lontano dai riflettori e spesso nel disinteresse dei media, dai nostri delegati nei posti di lavoro, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dall'RSU e dall'RSA. Grazie per questo impegno quotidiano. Troppo spesso ancora c'è l'ostilità delle imprese nei confronti dei nostri RLS, dei nostri RSU, che quando fanno segnalazioni o chiedono informazioni sono visti come quelli che portano una rottura di scatole, non sono considerati degli interlocutori, e per questo siamo qua oggi. Siamo qui per parlare della vita delle persone, non per fare retorica. Siamo qui per occuparci, come facciamo tutti i giorni, della salute di chi lavora. Siamo qui anche per onorare i martiri del lavoro, soprattutto perché vogliamo che di martiri non ce ne siano più. Siamo qui per Loris, che faceva l'operaio, che aveva 61 anni e che l'8 gennaio di quest'anno a Buttapietra a Verona è morto stritolato in un meccanismo interno di un silos, di un mangimificio. Siamo qui per Maurizio, che lavorava in una ditta di installazioni termoidrauliche di Bassano, che aveva 47 anni e che il 14 gennaio di quest'anno, mentre lavorava in un'azienda alimentare di Lozzo a Testino, è stato folgorato da una scarica di 15.000 volt. Siamo qui per Rosario, che faceva l'operaio, che aveva 62 anni, che il 18 febbraio a Padova è stato folgorato dall'alta tensione. Siamo qui per Luca, che faceva l'autotrasportatore, che aveva 57 anni e che il 9 aprile a Rossano Veneto, mentre scaricava il camion, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante. Siamo qui per Dobrivoce, che faceva l'autista, che aveva 58 anni, che il 15 aprile del 2021 a Vicenza, mentre caricava un camion, è stato investito da un muletto. Siamo qui per Mattia, operaio della sua ditta che si occupava del montaggio di ponteggi. Mattia aveva 23 anni e il 29 aprile scorso a Montebelluna è stato schiacciato da un carico caduto dall'alto per il cedimento di un cavo, di una gru. E purtroppo ce ne sono tanti altri, siamo già oltre i 30 morti anche quest'anno in Veneto. Così si muore in Veneto nel 2021, si muore per stritolamento nei macchinari, si muore per folgorazione dall'alta tensione, si muore per caduta dall'alto, si muore investiti da un muletto o da un mezzo pesante, si muore travolti dal carico. Noi vogliamo denunciare qui insieme che queste morti non sono fatalità, sono il risultato di un mancato intervento preventivo e hanno tutti precise responsabilità. Tutte queste morti, ognuna di queste morti, come tutte quelle che avvengono nei posti di lavoro, potevano essere evitate. Per questo siamo qua. Azzerare le morti sul lavoro è possibile, però bisogna occuparsene prima della sicurezza sul lavoro, non si può occuparsene soltanto quando ci sono le tragedie. Per quello siamo qua oggi. E guardate, non ci sono solo gli infortuni mortali, ci sono anche gli infortuni gravi, di cui si parla meno, che non causano la morte, ma che lasciano lavoratrici e lavoratori disabili, mutilati e amputati in Veneto tutti i giorni. E poi ci sono le malattie professionali,
in forte crescita negli ultimi anni, prima fra tutte l'amianto. Guardate, l'anno scorso per amianto in Italia sono morte 2000 persone, il doppio di quelli che sono morti per infortuni sul lavoro. Da un anno ci sono gli infortuni da Covid, 18.500 in Veneto in un anno, in qualche mese. Il 75% sono donne, 28 in Veneto i morti per infortunio da Covid. Non siamo qua per chiedere nuove leggi, guardate, il decreto 81 del 2008 va bene, va aggiornato, ma non è un problema la legge. Il problema è applicarla quella legge, ogni giorno, in ogni posto di lavoro. E i temi sono tre: il comportamento delle imprese, il comportamento delle istituzioni preposte, il comportamento delle lavoratrici e dei lavoratori. Le imprese devono capirlo, devono investire sulla sicurezza. La sicurezza è un investimento, non è una spesa. Serve un vero coinvolgimento nei posti di lavoro dei rappresentanti dei lavoratori in azienda. Serve una vera vigilanza nei posti di lavoro. Le istituzioni, a partire dalla Regione Veneto, con la quale abbiamo aperto anche quest'anno un'avvertenza perché vogliamo rifare il piano strategico per la sicurezza. Deve fare un'operazione semplice, deve investire nello SPISAL e nella direzione regionale della prevenzione. Già 3 anni fa la Regione si era impegnata a far crescere gli organici degli SPISAL. Guardate, le assunzioni le hanno fatte, ma hanno pareggiato i pensionamenti, le dimissioni e i trasferimenti. Noi abbiamo calcolato che da qua a 5 anni circa la metà dei tecnici dello SPISAL andranno in pensione, perché metà sono più di 55 anni. Allora serve che la Regione faccia un vero programma di investimento per assumere, formare con le università i tecnici della prevenzione ed evitare tra pochi anni di non avere nessun presidio di prevenzione e di vigilanza. Infine, per cambiare i comportamenti dei lavoratori, noi riteniamo che sia necessario fare un grande piano straordinario di formazione, come si è fatto nel 96, come si è fatto dopo il 2008, a partire soprattutto dai lavoratori più deboli, più fragili, più esposti, i lavoratori con contratti discontinui, i lavoratori degli appalti, i lavoratori stranieri, tutti quelli che sono maggiormente a rischio di infortunio oggi in Veneto nei posti di lavoro. Queste sono le nostre richieste. Guardate, noi l'anno scorso abbiamo dimostrato in maniera molto chiara con i protocolli Covid, quando siamo riusciti a far convivere l'attività produttiva con la sicurezza sul lavoro, che dove c'è coinvolgimento del sindacato nazionale, regionale, territoriale e soprattutto nel posto di lavoro, la sicurezza si può raggiungere e si può pervenire. E quindi chiediamo di rilanciare questa esperienza fatta in tante aziende con i protocolli per la sicurezza. Ecco, con questa manifestazione chiudo, e con l'impegno quotidiano che continueremo a mettere in campo di lavoratrici e lavoratori, diciamo con forza di nuovo oggi alle imprese e alle istituzioni che siamo pronti al confronto, alla negoziazione, alla contrattazione, ma anche alla lotta per raggiungere l'obiettivo di azzerare in Veneto i morti sul lavoro.